Siamo sempre a Carropipi, siamo sempre negli anni 50 e allora qualcuno me lo ricordo, qualche carrettiere. Allora c'era il trasporto delle merci avveniva spesso attraverso l'uso del carretto, o carretto siciliano, perché non era sempre agghindato in quel modo. E questi partivano con questi carretti, attraversavano strade insicure, spesso venivano accoppate, per esempio il Capo Ali era famoso perché venivano accoppati molti carrettieri e giravano la Sicilia in lungo e in largo, cantavano a notte, ferriavano, avevano una lanterna impezzata di sutta e ferriavano con la luce delle stelle e della luna. Quindi uno che faceva il carrettiere aveva la necessità di essere malandrino. Allora non insegnavano nelle palestre l'arte di autodifesa, allora doveva arranciare come meglio potevi, perché sapeva che se non mazzavi tu l'avversario, chi non mazzava a te. La sciarra, voi se guardate bene, noi la scritta è stata fatta, sono tutti oggetti contundenti, no? Come dicono oggi, no? Sapete, a volte d'estate non ci fanno mettere le sedie negli spettacoli perché sono oggetti contundenti, a non essere attaccate, no? Contundenti, ma che vuole dire? Cose per sciarriarsi, per fare danno. Ecco, vedete c'è un rasolo, la tenaglia, il martello, ecco. Allora, i carrettieri si difendevano in vario modo, ma soprattutto l'arte del carrettiere, l'arte di difesa del carrettiere era un codeggio. Un codeggio era a serramanico, no? C'erano quelli a molla, uscivano. Un liccasapone, che noi erroneamente crediamo che sia il rasoio, invece non è il rasoio. Un liccasapone, come dice Martoglio, era un coltello di misura che veniva usato per leccare il sapone e poi per altre cose tipo risse e ammazzatine. E i carrettieri spesso erano esperti in tutto questo. I carrettieri erano come i marinai, facevano danno, purtroppo. Andavano, vede, stavano mesi interi fuori e facevano danno. E allora, in questo paese di Carropipe c'era un carrettiere, un certo Peppino Passolato, malantrino, ma malantrino veramente, di che la musca sopra il naso non ci passava. Ora, immaginate, un paesino di allora, c'era la piazza principale, no? A chiesa, o municipio, o barbiere, a potia, o maresciallo dei carabinieri, a caserma di carabinieri. Poi c'era un portoncino che era sempre chiuso e si apriva solo in determinati modi. E questo era il portoncino dove andavano gli uomini soli a sfogare gli ormoni o dove andavano anche gli uomini sposati perché i moglieri gli tenevano a stecchetto. Quindi c'era sempre una piccola casa d'appuntamento che si trovava di solito in una traversina, non proprio sulla piazza principale. Questa casa di appuntamento noi la identifichiamo come la casa di Marisa, ma non perché Marisa è importante, perché Marisa mi fa rima con Spisa, non c'è altro che scrisse Marisa, dico, niente di trascendentale. E il sindaco, quando succede questa cosa, il sindaco era Onne Marisa, e lo vanno a chiamare, no? Perché una volta così funzionava. Ora se tu telefoni a una persona non ti risponde, o se ti rispondi ci dici scusa se ti disturbo perché... Una volta quando uno che bisogna andare a cercare i cristiani, soprattutto un era sindaco, medico e maresciallo dei carabinieri e parrino. Insomma, in questa piazza arriva un tipo strano, uno la coppola calata così, tutto con l'aria di malantrino, arriva in ta piazza, sessetta e va in giro. Viene subito notato, subito. E allora subito si mettono in movimento. A un certo punto, dal fondo d'Usciatone, bello sto tempo, Usciatone, la strada principale, la via Umberto I sarebbe per noi, dal fondo d'Usciatone arriva un maresciallo dei carabinieri assieme a Don Peppino Passolato che hanno fatto la spesa. E allora qui la sciarra prende un sapore proprio siciliano, un sapore verace, importante. E adesso vedrete come gli ingredienti si vanno a completare tutti, uno per uno. Sentitemi signori, la storia che vi voglio raccontare è una storia d'odio e d'amore, sempre se avete voglia di scudare. Quando compete scasso un formicaro,
tu manco te ne accorgi della cosa, ma i formico la vita ci ampezzarono e mise de travaglio senza posa. Da un paese della nostra terra, negozio, poveretto e sfasolato, un giorno do secondo dopo guerra ci stava Don Peppino Passolato. Faceva un travaglio dello carrettieri e in giro per lo mondo sempre andava. Era pericoloso sto mestiere, anguaiare s'all'uomo ne portava. Ormai Peppino era alla pensione e aveva impicciato gli ovo lo carretto. Dentro la sua casa aveva la mansione di marito e di pace assai perfetto. Ma non si è mai sicuro dato vita, perché ogni peccato che tu hai fatto, prima o dopo ritorna e ti sfida, come ritorna a casa sera o iatto. Un giorno dalla piazza tu paesi c'è una faccisciana sconosciuta, di chi che non fanno ranne spese, gente di solito malavestuta. Ognuno che lo vede va spiando, cogliete un venendo cristiano. Quando vedevo un forestiere danno, ti preparavi subito le mano. Quando vedevo un forestiere danno, ti preparavi subito le mano. S'affaccia lo barbiere do salone, dello caffè compare lo barrista, la guardia va correndo a rozzolone pensando che arrivava un camorrista. Subito ce lo contano Parrino e o sindaco chiede onne maresa. O maresciallo assieme a Don Peppino arrivano chi bozzi chi ne spesa. Lo vede di lontano forestiere, di un cristiano già va a domandare, e non c'è meglio d'un carabiniere, notizie tutte che non ci può dare. Se suggire un era assettato, fa qualche passo verso di cristiani, o povero da giacca all'avvisato, e tiene in te sacchetti di domani. O povero da giacca all'avvisato, e tiene in te sacchetti di domani. Quando sono vicini fermo passo, scusate, mi serve un'informazione, se blocco maresciallo come un masso, parlate, e pure chi sta me mansione. Cerco a Don Peppino Passolato, ci dice o forestiere a Malantrino, e chi sto che vedete all'umelato, risponde maresciallo calmo e fino. Così di Don Peppino ci domanda, ma chi non si fa una bella risata? Non vai ho visto mai a Nodrabanna, tala me vita assai movimentata. O forestiero un nome ci pronuncia, non ve la ricordate a Maria Stella. Peppino fa una smorfia con la funcia, e chi era una donna brava e bella. Peppino fa una smorfia con la funcia, e chi era una donna brava e bella. Io non me la ricordo, caro amico, cui era sta signora, mi spiegate? E chi non ci risponde, io non ve dico, cercate voi me ve la ricordate. O povero Peppino fa uno spozzo, ma in la testa niente ci so vede. Comincia mi si raspa pure cozzo, ma del tuo nome, memoria non tiene. Voi siete solo un gran figlio di bottana, ci dice forestiera a Toni Palla, che in la vostra vita assai malsana, rinisci sto a venire sempre a galla. Ma prima o dopo di nostri peccati avemo a dare conto, caro mio, se alla vita non l'abbiamo scontati, o prima o poi ci vincerà Dio. Se alla vita non l'abbiamo scontati, o prima o poi ci vincerà Dio. A sto punto interviene un maresciallo. Scusate amico, qual è il vostro nome? Perché ci ho adorato ora sto ballo. Noi non sapemo lo perché e lo come. Con le vostre parole assai insultanti urtasto lo buon senso e la ragione. Peppino è un uomo accomodante, ma voi cercate la morte per scagione. E o forestiere fa questo gesto, no? Si tocca un naso. A sta maniera, questo è un gesto classico che fanno i malantrini, no? Guardate che ci dice, mi chiamo Ciccio Lopo, ci risponde, toccandosi lo naso forestiere, hai lo passato dell'oceano lunni e non mi scanto dei carabinieri. La cosa del già mio Passolato, mettetevi di canto comandante, se non rischiate di essere scioppiato, e se c'è dato un rischio assai pesante. Se non rischiate di essere scoppiato, e se c'è dato un rischio assai pesante.
La piazza si comincia a popolare, escono i gente buoni e le curiose. Don Peppino si comincia a incazzare per tutte sti parole assai buriose. Ci dice maresciallo, per favore, lasciatela spiegare a mia e a Eddo. Vedemo se siete un uomo d'onore oppure solo un nano picceretto. O maresciallo si mette di canto per dare spazio all'Eddo Malancini. Peppino non sa chi è lo scanto, aveva passato ricordi e ricatini. Don Ciccio ne esce a mano lo potendo, sfidando a Don Peppino a duello, che tu perdi ragioni e ci rivedo, senza sapere niente chi stia un bello. Che tu perdi ragioni e ci rivedo, senza sapere niente chi stia un bello. Oggi tu paghi la tua cotanza, ci dice forestiero assai infocato, tu pagherai invece la tua arroganza, risponde a Toni Pallo Passolato, si scippano le giacche e incudrivano attorno all'avambraccio a tipo scodo, con l'ausa mano coteggio ferrivano per preparare all'auso potaboto. Don Ciccio parte a razzo per saltare, allo nemico estasere la lama, ma Don Peppino è pronto per schivare, perché subito la sua intenzione sgama. Ci fa un sgabbetto manda lo terreno e che tu si rivolta a farci sotto, si cerca di votare come un treno, per poco non si trova fronte rotta. Si cerca di votare come un treno, per poco non si trova fronte rotta. Ora, quando un uomo d'onore buttava a terra l'avversario, non è che andava o che accagnava, il primo gesto valere era quello di aiutarlo ad alzarsi. Peppino allunga mano per aiutarlo, ma chi non accetta gentilezza. Capisce allora che non può salvarlo. E Cristo cinque cuore d'amarizia. Non ha niente contro il cristiano, ma non si può tirare manca a rete. Ciccio riviglia o codeggio in te mano è come un boi scornatore. Parta all'attacco come uno sciammato verso lo cuore dello suo nemico. Peppino schivo corpo e amareggiato ci spacco coggio in due come un figo. Dopo gli tocco dentro pieni sangue e dice maresciallo pronto sogno. Sto bestia m'ha gettato dentro fango, non faccio resistenza manco un pugno. Sto bestia m'ha gettato dentro fango, non faccio resistenza manco un pugno. O maresciallo piglia l'arma in terra, la polizia e ci la ritorna a rete. Voi non avete dichiarata guerra, legittima difesa vostra ete. Abbiamo assistito tutta la querella e vittomo che vava coscinciuto a darci una morte poco bella, sto forestiere è babbo e sconciuto. La verità è di che Don Peppino, da uno dei suoi tanti viaggi, quando era un picciottello bello e fino, e aveva testa e cuore poco saggi, aveva fatto impazzire una signora che Dio s'aveva forte innamorato, ma dopo caso solita premura incinta e solo più l'aveva lasciato. Ma dopo caso solita premura incinta e solo più l'aveva lasciato. Ma manco un talamente ci tornava, il niente sapeva da gravidanza, era una di tante che incontrava e che ci apriva lo cuore e la sostanza. E qui era un forestiere morto in terra, era un marito che l'aveva cercato perché voleva farci una guerra, senza sapere cui era Passolato. Tornando dell'Americo cristiano, a sua moglie Macia aveva trovato, vedendo su un carroso filimano, un figlio che tu non aveva creato. Così la coscincivo a confessare e chi da ogni cosa ci puntavo, ma non sapeva una via trovare. O Passolato e tanto lo cercavo, ma non sapeva una via trovare. O Passolato e tanto lo cercavo. Ferriavo tanti cittadi e paesi in giro per la terra siciliana, ferriavo per tanti giorni e tanti mesi e l'isola battivo sana sana. Anfina che trovavo carrettere che qualche tempo prima aveva stato amante della sua bella moglie e un bello figlio ci aveva regalato. O maresciallo piglio portafoglio, do morto per trovare i documenti, Peppino nero e triste come un scoglio, ritorna a casa immediatamente. La fa ammazzare senza una ragione, senza sapere che era giù cristiano,
non potte mai suare la scagione, però sa farlo da stessi mano. Non potte mai suare la scagione, però sa farlo da stessi mano. Non potte mai suare la scagione, però sa farlo da stessi mano.